sì, velocemente, no? Sempre parlando del programma, io ho visto qui per quanto riguarda le opere pubbliche, ad esempio ridisegnare la piazza di Summaga, ripristinare la parte di pavimentazione, arredare l'area verde qui vicino alla corte abbaziale, no? Però io mi domando, no? Sì, tutte opere importanti per rilanciare Summaga, però c'è anche un problema secondo me di asfaltatura delle strade, che qui a Summaga ce ne sono parecchie, sono in pessime condizioni. Per esempio, io le faccio un esempio della mia via Pramorin. Io più volte ho sollecitato il comune, dopo quando ci sono le piogge, no, che vengono a tappare i buchi. Ora cosa succede? Io dico una volta, scrivo 2 volte, 3 volte, no? Loro vengono, per amore di Dio, anche nel giro di poco tempo, no? Però se io non gli scrivo ancora, allora cosa è successo l'altra volta? In via Maute hanno tappato le buche e via Pramorin non ci vengono. Allora io dico, vabbè che via Pramorin è una strada chiusa, però i cittadini di via Pramorin pagano le tasse come quelli di via Maute. Se io segnalo 3 volte questo fatto, quello che viene giù col furgoncino, fate un giro fino lì, sono sempre i soliti posti dove si creano le buche. Quindi aspettiamo magari la riasfaltatura perché ci sono cose più urgenti da fare. Però dico, almeno queste piccole cose... Allora, non ti rispondo dicendo che chi ha voluto il commissario. Noi abbiamo perso tutto il 2009, perché il programma di bilancio l'abbiamo provato a marzo, poi c'è stata una campagna elettorale, quindi abbiamo perso tutto il 2009 e forse perderemo tutto il 2010, perché il bilancio tecnico, ho detto prima, il bilancio tecnico fatto dal commissario a giugno o a maggio, quando ci sarà un sindaco, prende l'unica cosa che farà, la prima cosa che farà è prenderà in mano il bilancio, ma prenderà in mano il bilancio per le emergenze, perché tanto dopo luglio, agosto, ferie, a settembre deve ragionare sul bilancio del 2011. Detto questo, potevo rispondere così, dico, non ci posso fare niente. Ti dico un'altra informazione. Via Maute è diverso da via Pramorin, perché via Maute, che l'hanno asfaltata, era una situazione che era nel programma delle opere pubbliche. Via Pramorin era quando dovevano fare il gas e la luce, anzi prima il gas che non si faceva mai perché doveva attraversare l'autostrada. Adesso ti conosco con te che è una delle strade che ha, assieme a via tutta la zona di Villa che Sì, ce n'è più di uno. Tutta la zona di Villa che va sistemata, e quella parte ha una priorità assoluta. Non costa molto, si può fare, non ci vuole grande impegno, non è la vita ciclabile, ma via Pramorin è una delle strade, da lì fino a dove quelli che vendeva cani, teneva i cani in fondo, che è l'ultima casa in fondo, quella lì è una delle strade che va sistemata e siamo fortemente tentati. Prima perché c'era il gas, poi perché c'era l'illuminazione, poi per un'altra roba, poi perché c'erano soldi. Pensate che negli ultimi 5 anni avevamo 200.000 euro di asfaltatura strada, 200, pochissimo. Poi ci sono, forse qualche anno, neanche, poi c'era in corso i lavori della tangenziale e finché non chiudi con i camion di attraversamento, con i mezzi pesanti, tu non riesci a sistemare le strade, non è il caso di via Pramorin perché è una strada cieca, quindi potevi farlo solo. Ma lì io devo riconoscere che è una delle cose da fare tra le prime di via Pramorin. Quindi la conosco bene perché la frequenterò al minimo una volta al mese. Perché quella lì è solo metà strada, diciamo, solo un lato che è più rovinato, l'altro hanno già riasfaltato, no? Però a questo punto lancio un'idea, no? Visto che via Pramorin è vicino all'autostrada, devono fare anche la terza corsia, no? Quindi ci sarà anche il problema allora, di spostare, scusa. Spendi 10 anni. Sì, forse è meglio farla prima. No, pensavo se fosse imminente questa... Con le opere di compensazione. di mettere dentro anche questa strada. Ci vuole 5 anni, 10 anni, lascia perdere, facciamola subito.